si nascondono dietro all'immunità parlamentare perché altrimenti devono pagare decine di migliaia di euro di risarcimento? Buongiorno, buongiorno, bentornati all'Aria che tira estate. Oggi iniziamo con un'intervista di peso col vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Buongiorno. Candidato in pectore per la premiership del Movimento 5 Stelle, così Di Maio. Questo lo vedremo a settembre, il 24 settembre eleggeremo il nostro candidato Presidente del Consiglio, presenteremo agli italiani nei prossimi mesi una nostra squadra di governo per governare l'Italia, perché vogliamo far conoscere a tutti gli italiani chi si occuperà di istruzione, di interno, di giustizia. Presenteremo la nostra squadra, quindi a settembre scopriremo anche questo. Vabbè, i sondaggi parlano chiaro, dopo Grillo che non si può candidare, c'è subito lei. Vediamo, non si anticipa nulla, un ministro dell'economia. Per ora l'unica cosa su cui siamo concentrati è far approvare anche al Senato il grande successo che abbiamo ottenuto ieri alla Camera, la legge sui vitalizi. L'avete ottenuto voi questo successo? Mi è arrivato ora, scrivete telespettatori, hashtag all'aria che tira, Di Maio all'aria che tira per celebrare la storica vittoria del PD sui vitalizi. Ma guardi, per noi ieri è stata una grandissima vittoria perché dopo 4 anni e 4 mesi che il PD aveva detto no alle nostre proposte sul tagliare i vitalizi ai parlamentari della Repubblica, finalmente sono stati costretti a portarlo in aula. Poi per capire se è una vittoria nostra o loro basta guardare le loro facce mentre votavano da funerale di Lenin, mentre noi quando abbiamo votato questa legge abbiamo esultato perché a un certo punto sono stati costretti a portarlo in aula, erano davanti al popolo italiano e non avevano più nessuna credibilità e la nostra grande conquista è stata quella di averli costretti a portare quella legge. Adesso dobbiamo soltanto completare l'opera. Finalmente io voglio vedere i parlamentari che prendono una pensione per i contributi che hanno versato e non 3-4 volte quello che hanno versato che si chiama vitalizio privilegiato. Poi c'è tanto altro da cambiare. Io sono contento per ieri, ma dobbiamo lavorare sul dimezzamento degli stipendi ai parlamentari come già facciamo noi del Movimento 5 Stelle, le pensioni privilegiate, le auto blu. Dobbiamo lavorare a tante altre cose, però ieri noi abbiamo festeggiato perché è un grande giorno per l'Italia avere la possibilità di vedere la Camera dei Deputati che taglia il vitalizio a Mastella, a De Mita, a tutti quelli che ci siamo portati sul groppone per 30 anni. A proposito dello stipendio dei parlamentari, le faccio vedere quello che ha detto ieri, rivolto a lei, Ettore Rosato, il capogruppo del Partito Democratico. Se l'è presa con lei, visto che non c'è qui contraddittorio, siamo io e lei, la faccio comunicare con il PD attraverso le clip, vediamola. Noi oggi tagliamo i nostri privilegi, altri stanno facendo la campagna sui privilegi degli altri. I loro non li hanno toccati. Perché lo dico al collega Di Maio, solo questo mi permetto, sempre riferendomi a lei. L'abbiamo già dimostrato che lui ha uno stipendio più alto del mio, perché con gli scontrini, i rimborsi, le indennità, lui ha uno stipendio più alto del mio. E io mantengo con orgoglio il mio partito. Loro il partito non ce l'hanno, hanno un capo, un blog ed è tutto facile. Chi non si adegua al blog viene espulso. Noi abbiamo un partito e siamo orgogliosamente legati al nostro partito, perché il partito è democrazia. Beh, con i rimborsi, con gli scontrini. Mi fa piacere che ha fatto vedere prima di tutto queste facce. Queste non sono facce che gioiscono per il taglio dei vitalizi, sono così arrabbiati da prendersela con me e col mio stipendio. Lo ripeto ancora una volta, così grazie a Rosato abbiamo l'occasione di ripetere che cosa fa il Movimento 5 Stelle. Io in 4 anni e 4 mesi di legislatura ho restituito 300.000 euro di miei stipendi. Come parlamentari in 4 anni e 4 mesi abbiamo restituito 22 milioni di euro di nostri stipendi. Restituito che significa? Che ogni mese lo dimezziamo, lo mettiamo su un fondo e facciamo nascere negozi per chi non ha lavoro, imprese, studi professionali. Ci sono 13.000 posti di lavoro creati in Italia grazie a questi stipendi. È l'occasione per ribadirlo, come voglio ricordare anche a Matteo Renzi. Voi prima scrivevate nemici per la pelle, io non ho nemici. Al massimo portiamo avanti idee diverse di politica su cui non sono d'accordo con le sue. Quando Matteo Renzi diceva che noi ci copriamo, ma le ha fatto fatica a votare questo provvedimento sui vitalizi? Questo è un provvedimento nostro, noi l'abbiamo presentato per 4 anni e ce l'hanno bocciato, poi alla fine si chiama legge Richetti. Sì, ma si chiama legge Richetti, ma la proposta di legge originaria per cui loro sono stati costretti a portare in aula questa era la legge Lombardi, era una legge nostra.
Quando Renzi prima diceva voi vi difendete dietro alle immunità parlamentari, noi abbiamo sempre rinunciato a immunità parlamentari e insindacabilità, che significa che noi ci assumiamo la responsabilità di tutto quello che facciamo. Sono loro che si salvavano dalla galera grazie all'immunità parlamentare. Ma secondo lei passerà al Senato? I numeri sono un po' risicati. Guardi, io sono molto fiducioso. Sono fiducioso perché ieri, dopo che abbiamo ottenuto questa vittoria alla Camera, tanti cittadini ci hanno chiamato e ci hanno detto adesso diteci cosa dobbiamo fare, vi sosteniamo per farla approvare anche al Senato, perché molti hanno capito che grazie alla pressione politica, alla pressione pubblica di un'opposizione che fa il suo mestiere si può arrivare a questo successo. Ma chiederete modifiche al Senato? No, se chiediamo le modifiche poi torna alla Camera. Adesso la legge com'è deve essere approvata al Senato, diventa legge e chiudiamo questo capitolo una volta per tutte. Ma se il PD per blindare la legge chiede la fiducia, la voterete? Ma guardi, io le dico semplicemente questo, non credo che serva la fiducia, ma se chiede la fiducia allora è una questione di governo. Comunque il nostro pieno sostegno a questa legge per riuscire ad approvarla. Non so se chiederanno la fiducia. Questa legge prevede dalla prossima legislatura che anche per le pensioni parlamentari diciamo, l'adeguamento con la legge Fornero, quindi 66 anni e 7 mesi, poi 67 anni. Oggi no, è 65 anni, quindi anche lei che sta chiudendo un primo mandato alla Camera dei Deputati andrà in pensione a 65 anni con circa 1.000 euro. Sì, io ieri ho fatto un intervento in aula dicendo ci stiamo occupando dei vitalizi, che non sono le pensioni di settembre, queste sono quelle che io ritengo, quelle di settembre, dei vitalizi mascherati, delle pensioni privilegiate. Cogliamo l'occasione in questa legge e mettiamoci anche la pensione di settembre, aboliamola e applichiamo la legge Fornero a tutti i parlamentari, perché qualche parlamentare del PD in questi giorni diceva con questa legge sui vitalizi si sta facendo macelleria sociale. Veramente la macelleria sociale l'avete fatta quando avete fatto la legge Fornero. Che cosa faremo noi su questa pensione di settembre? Settimana prossima, magari ci ridiamo l'appuntamento, in aula alla Camera arriva il bilancio della Camera e lì dentro si discutono stipendi dei parlamentari, auto blu e anche le pensioni di settembre. Ci batteremo per far saltare anche la pensione di settembre. Il timore è che con la legge Richetti, questa sui vitalizi, si vadano a toccare i diritti acquisiti, si toccano i diritti acquisiti, diciamo, dei parlamentari, ma poi si potrebbero toccare anche i diritti acquisiti di tutti gli italiani. Io su questo voglio dire prima di tutto una cosa. Diamo una notizia ai partiti che ieri dicevano, come quelli di centrodestra, non votiamo questa legge perché poi si toccano i diritti acquisiti dei pensionati. Guardate, la notizia è che purtroppo Il Partito Democratico provocare il danno ai pensionati o ai lavoratori sarà qualche partito di maggioranza che in maniera scellerata farà un'altra legge Fornero e il Jobs Act, però questa volta in Parlamento ci siamo noi, l'altra volta purtroppo mi dica non una cosa, lei si c'eravamo. sente un privilegiato? Io mi sento un privilegiato nella misura in cui sto facendo un'esperienza politica incredibile nell'avere relazioni con cittadini che hanno difficoltà e aiutarli, ma proprio per non sentirmi un privilegiato economicamente, da quando siamo entrati in Parlamento noi ci siamo dati delle regole. 42 milioni di euro di rimborsi elettorali non si prendono, si tagliano gli stipendi, niente auto blu, io potrei utilizzare auto blu e ho lo di Stato come vicepresidente della Camera e non lo utilizzo. Boeri l'ha sentito, ha detto la generazione degli anni 80 andrà in pensione a 73, 74, 75 anni. Io sono dell'82, lei è dell'86. Lei andrà in pensione a 65 anni, io non so quando. No, ma io mi auguro di non andarci. Noi faremo di tutto per eliminare questo privilegio. Ma quindi lei rinuncerà alla sua pensione da parlamentare? Io mi sto battendo per renderla rinunciabile, perché ieri almeno lei non può rinunciare alla pensione? Avevamo chiesto, secondo me un modo lo si trova sempre. Cioè lo può dire qui, guardando in Camera, io rinuncerò alla pensione a 65 anni. Ma io queste pensioni privilegiate non le voglio e farò di tutto perché non solo io possa rinunciare, ma debbano rinunciare pure tutti gli altri. Ha visto quello che è successo con la Francia? Sì. Finmeccanica, poi la chiusura dei porti, cioè quello era un accordo che era già stato preso dal governo italiano con Hollande. Poi ha incontrato i leader libici, i due governi libici, senza avvertire Paolo Gentiloni, soltanto il giorno seguente al-Sarraj è venuto in Italia. Che sta capitando? Che sta capitando? Allora, io ero rimasto al sorriso tra Merkel e Sarkozy. Sono passati 6 anni. Secondo me quello che sta succedendo è sono i soliti abbagli italiani, no? È stato eletto Macron e tutti dicevano è la vittoria dell'europeismo, è la vittoria dell'europeismo, ha vinto l'Europa. Macron è un capo di Stato
che sta pensando al suo paese, sta pensando alla sua economia, sta pensando alla sua sicurezza interna. Io non ce l'ho con Macron, ce l'ho con i nostri che da anni pregano col cappello in mano gli altri capi di Stato invece di difendere il nostro paese, perché Macron ha detto Fincantieri fuori dalla commessa perché queste sono cose francesi e vediamo di far crescere l'economia francese. E quando noi dovevamo impedire ad aziende estere di comprarsi i nostri gioielli di Stato, che cosa abbiamo fatto? Glieli abbiamo svenduti. Quindi noi dobbiamo cominciare a riprenderci un po' di amor proprio come paese. Io non voglio attaccare qualcuno. Quindi in questo di preciso. braccio di ferro lei con chi sta? Con Macron? No, io non sto con Macron, io sto con l'Italia, che è un'altra cosa. Da un anno noi chiediamo al Presidente del Consiglio dei Ministri, chiunque esso sia perché ne abbiamo cambiati un po', di fare una conferenza sulla pace in Libia per stabilizzare la Libia. Tutti ci dicono no, voi siete pazzi, volete coinvolgere Haftar, volete... Poi che cosa ha fatto Macron l'altro giorno? Però sembra che sia stato raggiunto un accordo quantomeno per bloccare i trafficanti adesso, una sorta di blocco navale con... Io vedo ancora sbarchi per migliaia di uomini e donne che sbarcano sulle nostre coste. L'unica cosa che ho visto ieri è che la Francia ci ha battuto sul tempo perché noi siamo stati fermi come paese, si è presa la leadership in Libia. E che cosa significherà? Che la Francia andrà a fare investimenti in Libia. Ma se le navi italiane andranno ci tolgono in acque altri interessi. libiche. La Libia era nostra come mercato, avevamo aziende lì, avevamo l'ENI lì, ci siamo fatti fregare tutto dai francesi e ripeto, non ce l'ho con i francesi, ce l'ho con i politici italiani che non si fanno rispettare ai tavoli europei e ai tavoli esteri. Ma se l'Italia manda le navi lì nelle acque libiche, quindi blocco navale di fatto, lei sostiene questa poterazione? Noi abbiamo sempre detto una cosa. Chiudiamo i porti a quelle imbarcazioni che non rispettano le regole di ingaggio della Marina Militare e della Guardia Costiera nel Mar Mediterraneo. Che cosa significa questo? Significa che io voglio salvare le vite in mare, ma se scopro, come abbiamo scoperto, che ci sono tante imbarcazioni che vanno a prendere questi disperati sulle coste libiche e li portano sulle coste siciliane, allora quello non è salvataggio, è traghettamento. Siamo più onesti se mettiamo un traghetto Tripoli-Trapani piuttosto che cominciare a dire che quello è salvataggio. Allora per me le imbarcazioni devono rispettare delle regole, se non le rispettano si chiudono i porti e non possono entrare. Senta, Mattarella ha chiesto una nuova legge elettorale perché in questo momento ce ne sono due completamente differenti. Ci sono i margini per presentare una nuova legge elettorale? Che farete? Voterete? Io le dico, su questo tema sono molto sfiduciato, perché anche io avevo creduto molto all'idea di poter portare a casa la legge elettorale sul modello tedesco, quello che abbiamo fatto qualche mese fa, però il partito di governo è pieno di franchi tiratori, ha affossato la nostra legge. Allora io dico una cosa, se il Partito Democratico avrà l'umiltà di dire noi abbiamo affossato la legge a causa dei nostri franchi tiratori, risolvono i loro problemi interni, allora si può tornare a discutere di legge elettorale. Ma andare a parlare con un partito che in realtà è 7 partiti che litigano tra di loro è un suicidio politico, non riusciremo mai a farlo una legge elettorale così. Facciamo prima ad andare alle elezioni, vinciamo le prossime elezioni, dipende dagli italiani, e poi facciamo una legge elettorale seria. Quindi non c'è spazio per una nuova legge elettorale, questo è come chiaro. le ho detto, se risolvono i loro problemi interni. Grazie Di Maio, il tempo a nostra disposizione è finito. È stato un piacere. Ora